Caso razzismo, la Procura di Verona apre 2 fascicoli, uno sui cori contro Balotelli e uno sulle dichiarazioni in radio del capo Ultras Castellini, l'uomo bandito dallo stadio fino al 2030 per volere della società. Ma per alcuni consiglieri di maggioranza a Verona il calciatore con le sue dichiarazioni ha diffamato la città, ha presentato una mozione per denunciarlo. Il quorum non raggiunto nella votazione sul referendum abrogativo della legge elettorale, Zaia spegne le polemiche, non mancava il mio voto ma quello di una consigliera, è stato un fraintendimento, alcuni non hanno altri strumenti per attaccarci. 3 incidenti mortali in 12 ore, 2 vittime nel Vicentino, un 33enne travolto in bici e un 50enne morto nello schianto della sua auto contro un camion, stessa dinamica ieri sera per un 34enne veronese. Dolore e vicinanza ai colleghi piemontesi da parte dei vigili del fuoco veneti per la tragedia di Alessandria, a Treviso le parole del comandante Lomoro, siamo attoniti e sgomenti. L'escalation di furti in casa nel Trevigiano non conosce sosta. A San Biagio di Callalti i ladri razziano l'abitazione di una 94enne rubandole anche la fede e come sfregio finale arrivano a defecare nel giardino. Giro di vite sul fronte ludopatia dalla regione, scattano i limiti e le fasce orarie per bar, tabacchi e locali pubblici dotati di slot machine e videopoker. Aperto a Padova il Festival della Cultura Paralimpica, eventi e convegni con ospiti illustri, tra tutti il campionissimo Alex Zanardi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano anche questa sera il caso dei cori razzisti contro il giocatore del Brescia Mario Balotelli domenica durante la partita con l'Hellas Verona in casa dei giallo-blu, con le ultime novità perché la Procura di Verona ha aperto 2 fascicoli di indagine per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale in merito alle dichiarazioni radiofoniche di Luca Castellini alla radio, Castellini il capo Ultras dell'Hellas Verona, e per gli ululati contro Balotelli partiti dal settore poltrone est dello stadio Bentegodi. Intanto alcuni consiglieri comunali hanno presentato una mozione contro il calciatore accusato a loro dire di aver diffamato la città di Verona. Nuovo capitolo, anzi più d'uno, nella vicenda dei cori razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante l'incontro di domenica tra la squadra di casa dell'Hellas Verona e il Brescia. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori sviluppi. Partiamo dalla mozione presentata da 5 consiglieri comunali di Verona, 3 della Lega e 2 rispettivamente della lista civica del sindaco Sborina e di Fratelli d'Italia, con la quale chiedono al comune di intraprendere vie legali nei confronti del giocatore del Brescia e di chi ha diffamato la città scaligera. Non è accettabile, si legge nella mozione, che Verona sia messa sul banco degli imputati, pur quando, come in questo caso, non è successo nulla. Intanto il sindaco ha regalato attraverso le Iene un pallone autografato a Mario Balotelli. Nelle ultime ore è poi arrivata la decisione del Verona Calcio che ha adottato nei confronti del capo Ultras giallo-blu Luca Castellini la sospensione di gradimento, per lui niente stadio fino al 2030. Si legge in una nota ufficiale della società che la misura interdittiva è proporzionata alla gravità dei fatti, essendosi trattato di un comportamento basato su considerazioni gravemente contrarie a quelle che contraddistinguono i principi etici del club. Parallelamente arriva anche la decisione del giudice sportivo che ha disposto un turno di chiusura per il settore poltrone est dello stadio di Verona, dal quale sono partiti domenica scorsa i cori. Intanto le indagini sulla vicenda vanno avanti, come conferma il prefetto del capoluogo scaligero Giovanni Cafagna. La Digos sta lavorando alacremente, ha spiegato, e si stanno visionando tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza nello stadio. Si stanno anche visionando i filmati che sono stati pubblicati negli ultimi giorni sui vari siti web. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore Zaia. Chi va fuori dai binari deve essere punito. Però, ripeto, non ho sentito i cori. E se da un lato c'è l'antisemitismo, dall'altro c'è un nascente problema a livello non solo europeo ma direi internazionale, dall'altro è pur vero che tutti quelli che aprono la bocca non possono essere catalogati in questa categoria. C'è anche qualcuno che l'apre e non si rende conto neanche cosa dice. Intanto la trasmissione Radio Caffè, che ieri aveva contattato il capo Ultras Castellini, è tornata sul caso, interpellando questa volta l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini. Perché vedi, io faccio una differenziazione. Perché nessuno insorge quando uno stadio perseguita con offese, eccetera, giocatori di razza bianca. Quindi c'è un razzismo al contrario da un certo punto di vista. Sì, cioè io credo che il Padre Eterno abbia creato le 5 razze. Sono tutte
sullo stesso piano. Cioè, ci sono... La politica con la questione del mancato quorum ieri in Consiglio regionale Veneto per l'approvazione del referendum per la modifica della legge elettorale. Non era certo il mio voto quello mancante, perché tutti hanno votato e per un fraintendimento la consigliera che poteva votare non l'ha fatto. Così il governatore Zaia che stempera e chiude ogni polemica. E polemica in regione per quel voto mancante. Un solo voto e a Palazzo Ferrofini non è passata la proposta di richiesta del referendum abrogativo, quel referendum voluto proprio dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, per abolire la quota proporzionale e introdurre il sistema maggioritario. La maggioranza richiesta era di 26 voti favorevoli. La seduta si è conclusa con 25 sì, 14 no, 2 astenuti e un non votante. E già tra oppositori e alleati si dice che il voto mancante poteva essere proprio quello del numero 1 in regione. Il voto c'era, era in consiglio e per un misunderstanding, per un'incomprensione, la consigliera che poteva votare non è riuscita a votare, non serviva a nulla il mio voto perché c'erano tutti i voti. Dall'opposizione immancabili le ovvie e pungenti stilettate con PD e pentastellati in testa, e con Zaia che stempera anche il caos nato con gli alleati, Fratelli d'Italia in primis. Il caos con nessuno, c'è la libertà di coscienza, di voto e siamo in democrazia, ognuno vota come vuole. Peraltro per questo provvedimento, che è un provvedimento nazionale, che non riguarda niente con le attività della Regione, ma che vuol chiedere di modificare la legge elettorale e andare subito al voto. E sempre il governatore è tornato a parlare delle Olimpiadi invernali 2026. Oggi a Milano sono iniziati i colloqui con i candidati manager per le Olimpiadi di Milano Cortina. Ha detto Zaia, domani saremo col CONI a Roma dal Ministro delle Infrastrutture per parlare di Olimpiadi e con il Ministro Spadafora per definire la scelta dei manager, che in teoria verrà domani per uno dei 3 nomi in lizza, a meno di colpi di scena dell'ultima ora. La cronaca con l'ennesima tragedia sulla strada, 2 incidenti mortali a distanza di poche ore nel Vicentino. Le vittime sono un operaio di 33 anni morto questa mattina mentre andava al lavoro in bici. Nel primo pomeriggio un 52enne di Sossano si è scontrato con un camion. Ancora sangue sulle strade della provincia vicentina, 2 gli incidenti mortali in poche ore, l'ultimo nel pomeriggio, a luogo lungo la provinciale 8 Berica Euganea, nel tratto che collega i comuni di Sossano e Orgiano. La vittima Luca Beggiato, 52 anni di Sossano, noto agente immobiliarista, si stava recando a 2 appuntamenti di lavoro. L'uomo stava percorrendo con la sua 500 la statale quando, nell'uscire da una semicurva già in comune di Orgiano, forse per la velocità, ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion. Inutile il suo tentativo di controllare l'auto. L'impatto con il mezzo pesante è stato violentissimo. Completamente distrutta la parte anteriore e laterale della 500. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, un'auto medica e anche l'elicottero nel disperato tentativo di salvare il 52enne, che però è spirato sul posto. Sotto shock l'autista del camion, che è rimasto illeso. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale del consorzio Basso Vicentino. Altro incidente, altra vittima nella mattinata a Valdagno. A perdere la vita alle 6:30 del mattino un 33enne operaio di origine slava che in bicicletta stava percorrendo via Gasdotto per raggiungere il luogo di lavoro quando è stato investito da un'utilitaria guidata da un 59enne che a sua volta a quell'ora stava andando al lavoro. Sul posto per i rilievi i carabinieri. Il buio, il tratto di strada è poco illuminato e la pioggia battente avrebbero impedito all'autista dell'utilitaria di evitare l'impatto. Il 33enne ciclista è stato sbalzato sul vetro e tettuccio dell'auto per poi cadere rovinosamente a terra. Vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo, l'uomo è spirato sul posto. Il conducente dell'auto dovrà rispondere di omicidio stradale. Ieri sera ad Isola della Scala nel Veronese invece uno scontro tra un'auto e un camion è costato la vita ad un 34enne di Nogara. Un boato violento, poi il silenzio, l'ennesima tragedia della strada. Uno scontro frontale tra un camion e un'auto, ieri in tarda serata a Isola della Scala, in via Statale 12, la variante che bypassa il centro abitato. A perdere la vita un automobilista di 34 anni residente a Nogara. L'uomo è rimasto incastrato fra le lamiere della sua macchina e ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarlo.
Purtroppo per il 34enne non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento degli uomini del suo M118. Ferito anche il conducente del camion che è stato portato in ospedale a Borgo Trento. La dinamica del grave incidente al vaglio dei Carabinieri. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Adesso la tragedia di Musile di Piave. I medici dell'ospedale dell'Angelo di Mestre sono fiduciosi sul decorso di salute di Alberto Antonello e non escludono che possa lasciare a breve il reparto di rianimazione e poi tra qualche giorno anche nosocomio veneziano per un altro ospedale, non escluso quello di Castelfranco, dove vivono i familiari del giovane, la mamma, il papà Franco e il fratello Andrea. Alberto Antonello è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Angelo dopo l'incidente stradale a Musile avvenuto nella notte di Halloween, nel quale ha perso la vita la fidanzata Giulia Zandarin, di 18 anni, il cui funerale si terrà domani mattina nel Duomo di Castelfranco. Dolore e vicinanza ai colleghi piemontesi da parte dei Vigili del Fuoco trevigiani dopo la tragedia di Alessandria. Siamo sgomenti e attoniti, dice il comandante provinciale Lomoro. Che siamo attoniti che possano esserci situazioni volute di questo genere. Noi siamo soccorritori, siamo persone che dedicano la propria vita per il bene degli altri e per soccorrere gli altri, non per fare del male agli altri. Colpisce i vigili del fuoco, colpisce i cittadini, sconvolge un paese intero. La tragedia di Alessandria, dove proprio 3 vigili del fuoco hanno perso la vita nel crollo di una cascina fatta esplodere, a quanto sta emergendo dalle indagini della procura, volontariamente. È una solidarietà innanzitutto umana, sua e dei suoi uomini, quella che il comandante provinciale di Treviso, Giuseppe Lomoro, invia ai colleghi piemontesi. Che messaggio si sente di lanciare innanzitutto ai colleghi di Alessandria? Di vicinanza alle loro famiglie. Noi siamo molto vicini alle loro mogli, ai loro figli e ai loro parenti. Questa è la prima cosa che ci preme di dire. Drammatico, ingiusto perdere la vita in caso di eventi accidentali, morire perché qualcuno fa esplodere volontariamente un edificio è semplicemente inaccettabile. È un fattore che voi mettete in conto, questo, che ci possa essere della volontarietà? Sono fenomeni estremamente rari. In maniera remota noi teniamo conto anche di queste cose, in maniera remota. Siamo sempre fiduciosi che l'evento sia fortuito e quindi non c'è da difendersi da un nemico, però nelle procedure potrebbe a volte essere necessario. Non è semplice ora tornare a lavorare con serenità dopo una tragedia simile. Il nostro spirito rimane sempre quello, soccorritori e basta, non pensiamo a altro. Aumenteremo le nostre cautele, ma siamo sempre soccorritori, sempre indomiti nei riguardi della missione istituzionale che abbiamo. Restiamo a Treviso, dove non si arresta l'escalation di furti in casa. Ieri sera nel mirino dei ladri diverse abitazioni a San Biagio di Callalta. In un caso i ladri non si sono fatti scrupoli nemmeno con la proprietaria, una 94enne. In questi casi si prova proprio brutte cose. La signora Elena ha 94 anni e grinta da vendere. Ieri sera stava guardando la TV quando verso le 9 i ladri si sono introdotti in casa sua, passando per questo balcone, che oltrepassata la recinzione dà sulla strada regionale Postumia, poco dopo San Biagio in direzione Oderzo. La donna non si è accorta di nulla e nemmeno la figlia che abita a qualche metro con la famiglia. Una volta in casa con la TV accesa, i ladri sono saliti indisturbati al primo piano in camera, impossessandosi dei ricordi di una vita, su tutti la fede nuziale, ad accorgersene la figlia. È stata mia figlia, è venuta a salutarmi, che viene ogni sera e mi ha detto: hai aperto tu il balcone di dietro? E mi ha detto: no, e perché hai aperto là? Banditi che hanno operato in tutta calma, prelevando merendine e trovando il tempo di mordere anche questi melograni, non contenti hanno pure defecato in giardino. Di lì il raid è proseguito nelle abitazioni vicine fino in via Calaltella. Qui è stata visitata la casa del signor Giovanni. Sono a prendere il ragazzo al lavoro, vengo a casa alle 10:15 così, vado a letto e trovo tutto aperto, e i cassei dell'armeron, il comodini, avevo la sedia di fronte al letto e mi ha messa in cima al letto senza
muova niente. E anche in questo caso i ladri hanno portato via un pezzo di vita e ricordi, i gioielli della moglie defunta, ma è tutta la zona ad avere paura. Gli anziani sono sotto tiro. Ho paura tanta. Male perché quando si ha una certa età si soffre sentire queste cose. Ed è l'intera Marca a essere nel mirino, da Vittorio Veneto a Montebelluna. E da Preganziol giovedì mattina Fratelli d'Italia lancia una mobilitazione contro i furti. La contabilità, afferma Sandro Taverna, coordinatore provinciale del partito, parla di 52 abitazioni visitate negli ultimi giorni solo sul territorio comunale, 250 le segnalazioni. Cifre pesanti per un fenomeno che sembra esploso con l'autunno. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Alberto Antonello, il 19enne rimasto gravemente ferito nell'incidente di Musile di Piave. In una nota l'azienda US3 Serenissima fa sapere che il ragazzo è stato trasferito nel pomeriggio dall'ospedale di Mestre a quello di Castelfranco, precisando che al termine della giornata odierna si sono verificate le condizioni per il trasferimento che ha consentito il riavvicinamento del paziente al domicilio. Voltiamo pagina, limiti agli orari di apertura e funzionamento per sale e punti gioco uguali in tutto il Veneto. La giunta regionale ha disposto che nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 9, le 13 e le 15, le 18 e le 20, le sale gioco debbano interrompere l'attività di slot machine e videolotteri posizionate in bar e pubblici esercizi. È un provvedimento che dà applicazione alla legge regionale di prevenzione e contrasto al gioco patologico e che renderà omogenei in tutto il territorio regionale gli orari obbligatori di interruzione delle attività di gioco, ha spiegato l'assessore regionale Manuela Lanzarin. I 3 stop che entreranno in vigore in tutto il territorio regionale sono pensati per scoraggiare il nomadismo dei giocatori da un comune all'altro e per rinforzare il potere delle singole amministrazioni comunali. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di influenza che insieme all'abbassamento delle temperature è arrivata a colpire i veneti. È partita anche nell'USL 8 Berica la campagna di vaccinazioni, 80.000 vaccini messi a disposizione, oltre 60.000 i soggetti chiamati a vaccinarsi. Uno starnuto, qualche brivido, ossa pestate, spossatezze e alla fine qualche linea di febbre che poi tende ad alzarsi fino a toccare anche i 39. Sono i primi inequivocabili sintomi che l'influenza bussa alla porta del nostro organismo. Soggetti particolarmente sensibili sono gli anziani e chi soffre di patologie più o meno gravi. Contro l'influenza, che mette a letto ogni anno migliaia di persone, la Regione Veneto ha avviato da tempo una campagna di vaccinazione e anche quest'anno la macchina si è messa in moto. L'USL 8 Berica ha messo a disposizione delle varie strutture sanitarie ben 80.000 vaccini, quindi un numero anche maggiore l'anno scorso, auspicando una buona adesione da parte di tutta la popolazione. Vaccino distribuito in queste ore ai 200 medici di medicina generale del distretto est e ai 100 del distretto di Arzignano. La fascia dei soggetti vaccinabili sono circa 65.000 persone tra over 65 categorie a rischio. E quest'anno torna alla ribalta un ceppo che da un po' non si vedeva. Per l'emergere di una parte del virus, lo chiamiamo antigene, che viene detto antigene Kansas, era qualche anno che non lo vedevamo, per cui il virus diciamo che è mutato un po' di più degli altri anni. A parte le categorie a rischio, per tutti gli altri il consiglio nei prossimi mesi è di evitare luoghi affollati e chiusi, senza ricambio d'aria, lavare spesso le mani e utilizzare fazzoletti usa e getta, oltre ovviamente uno stile di vita sano. Per chi vuole vaccinarsi invece... Noi aspettiamo il picco epidemico fra fine dicembre e le prime settimane di gennaio, per cui il consiglio è di vaccinarsi da questa prossima settimana fino a circa metà dicembre, è il tempo giusto. Una piccola stazione ferroviaria composta da pezzi che hanno oltre 100 anni di storia è quella allestita a Mestre dagli appassionati del gruppo Fermo dell'Isto. Buongiorno. Buongiorno. Da dove arriva? Io arrivo dal 1965.
È un viaggio centenario, quello raccontato dal treno arrivato alla stazione di fantasia di Via Olimpia a Mestre. La locomotiva a vapore risale addirittura al 1902. La carrozza, originariamente una terza classe inaugurata nel 1922, ha cessato l'attività nel 65 con una lunga storia da raccontare. Ce ne sono due di questo tipo rimasti in Italia con la cassa in legno, praticamente l'interno in legno, l'esterno è in metallo. E questa è quella più ben tenuta di tutte, diciamo così, anche grazie al restauro che abbiamo operato 5 mesi or sono. Che viaggio ha fatto? Questa è stata un po' dappertutto, ha portato i profughi dalla Libia, è stata anche in Russia con i prigionieri, con le truppe italiane, un po' in tutta Italia ovviamente, e finito la carriera a Padova e poi è finito la carriera, diciamo così, come monumento qui da noi. La locomotiva a vapore apparteneva invece alla rete adriatica e ha iniziato a macinare chilometri a forza di palate di carbone qualche anno prima del processo di nazionalizzazione che nel 1905 diede vita alle Ferrovie dello Stato. Il vagone, amorevolmente recuperato come la locomotiva dal locale gruppo fermodellistico, ospita testimonianze d'ogni genere sulla ferrovia del tempo che fu, compresa una suggestiva e complessa riproduzione modellistica. Qui c'è un pannello di controllo esattamente come nelle stazioni vere. Sì, esatto, è la riproduzione di un banco, quello che viene chiamato apparecchiatura centrale elettrico itinerari, che adesso sono tutti stati sostituiti da cose molto più moderne, che vengono addirittura comandati in loco da Mestre, dal centro di via Trento, chiamavano così. Ma una volta c'erano proprio i capostazioni che ne avevano uno per ogni stazione. Insomma. È difficile da usare. Ma diciamo così, anche noi facciamo scuola. Attorno al treno, oggi sede del gruppo fermodellistico e meta di visite di adulti e scolaresche ogni seconda domenica del mese, è stato ricreato un paesaggio che ricorda una stazione, con altri pezzi d'epoca e qualche pezzo contemporaneo, come le panchine pubbliche che fanno parte di quelle che il sindaco Gentilini fece polemicamente togliere da Treviso nel 1997 perché ritenute sede di bivacco di immigrati e clochard. Quello in Via Olimpia è un angolo creato dalla dedizione degli appassionati di ferrovia che è un piccolo patrimonio di Mestre. Si è aperta a Padova la seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica. Nell'aula magna del Bo scrosciano gli applausi, si apre così il Festival Paralimpico che per la sua seconda edizione ha scelto la città di Padova, una città che nel 2020 sarà la capitale europea del volontariato. Lo sport come diritto universale, questo è il tema che verrà affrontato fino al 7 di novembre, con eventi, convegni e ospiti illustri come Alex Zanardi, nuotatore Francesco Bettella e l'ambasciatrice del sitting volley Nadia Bala. Il significato è ricordare a tutti, per primi a noi stessi, che lo sport non è soltanto una dimensione agonistica, non è soltanto un luogo di competizione, ma lo sport è strumento, è un luogo di promozione cultura, di socializzazione, strumento di inclusione. E allora ecco che la cultura paralimpica si colloca in questa direzione, ovvero sia un movimento che non dimentica qual è la propria responsabilità sociale utilizzando lo sport, ovvero sia cambiare il mondo e la società. Il cortile antico del Bo per l'occasione ospiterà una mostra di foto di Oliviero Toscani dedicata agli atleti e allo sport. Sono attesi oltre 1000 studenti da tutta Italia. La parola cultura paralimpica intanto ci avvicina a quello che siamo, l'università come luogo di formazione, anche di formazione delle coscienze. E quindi ci dice che i diritti, l'inclusione, la possibilità per tutti di esprimersi per quello che sono, per quello che hanno, per la passione che sono in grado di esprimere è un valore altissimo, un valore che lega un'intera società e nella quale l'università ha un ruolo fondamentale nella formazione. L'evento apre il percorso che porterà la Città del Santo a celebrare il terzo settore l'anno prossimo e che vedrà a febbraio la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella per inaugurare Padova, capitale del volontariato. Sono giornate importanti in cui si capisce che la disabilità è una cosa che deve cambiare nella nostra mente, nei nostri atteggiamenti, e questo penso che questi 3 giorni facciano bene non solo a Padova ma facciano bene a tutta l'Italia. Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega di Treviso, e Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, saranno gli ospiti di questa sera di 20 e 10. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata.
Benvenuti al Meteo. Tempo ancora instabile sulle nostre regioni, sarà un'altra giornata in compagnia della pioggia, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di mercoledì 6 novembre. Sul Veneto al mattino avremo locali nebbie sulle pianure e sulle vallate, anche qualche spazio soleggiato non mancherà. Dal pomeriggio peggiorerà nuovamente con precipitazioni un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui già dal mattino avremo rovesci e temporali frequenti e localmente anche intensi durante la giornata. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche sprazzo di sole al mattino, ma col passare delle ore peggiorerà anche qui con piogge via via più diffuse. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 12 e i 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.